Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi realizziamo un piatto della tradizione campana. Vi lascio gli ingredienti e alla preparazione. Per il nostro ragù ci serviranno opzionali, quindi si possono mettere o non mettere, 150 g di salsiccia. Le mie sono delle cervellatine, a Napoli sarebbero le salsicce un po' più sottili, salsicce di maiale ovviamente. 125 g di puntine, sarebbero a Napoli le tracchiulelle. Se non volete mettere le puntine potete mettere delle braciolette. A Napoli le braciolette, ve lo devo specificare, sono degli involtini di carne ripieni con uno spicchio d'aglio. E abbiamo 100 g di spalla, sempre di vitello o di manzo, 100 g di magatello sempre di manzo, 50 g di cipolla, 50 g di pancetta attesa, 20 g di prosciutto crudo, uno spicchio d'aglio, 60 g di vino rosso, delle foglie di basilico, 40 g di olio extravergine di oliva, 20 g di strutto. Se non volete mettere lo strutto potete mettere in totale 50 g di olio extravergine, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 750 g di passata di pomodoro o in alternativa dei pelati che poi passerete con il vostro passaverdure per far diventare chiaramente un sugo fluido. Per i nostri gnocchi di polenta ci serviranno 70 g di polenta taragna, quindi mais più grano saraceno. Questa è la polenta taragna. Un di olio, un pizzico di sale, 10 g di burro e 200 g di acqua. Retina spartifiamma perché useremo una pentola di terracotta. Lo spicchio d'aglio, cipolla, il nostro olio, il nostro strutto, metà della nostra pancetta e il prosciutto. Li ho tritati non troppo sottili e adesso faccio sciogliere il tutto. Adesso che la nostra cipolla si è rosolata, il nostro strutto si è sciolto, incominciamo a mettere la nostra carne. La dobbiamo far rosolare. Dopo un 5 minuti io aggiungo anche il resto della pancetta. Allora, c'è chi fa andare molto lentamente questa operazione in modo da far cuocere la cipolla e rendere la carne ben rosolata. Io invece tendo a aumentare un poco la fiamma e fare la famosa reazione di Maillard. Ora che è tutto ben rosolato, incominciamo a sfumare con il nostro vino. Lo facciamo consumare bene e poi metteremo il nostro concentrato di pomodoro. Ora che il vino è sfumato, ho aggiunto il concentrato, metto il sale e il pepe, ho unito il passato di pomodoro e ho messo un bicchiere e mezzo di acqua e adesso mettiamo il nostro basilico. Messo il basilico, adesso mettiamo al minimo la nostra fiamma, copriamo
e il nostro ragù dovrà risultare lucido e molto denso. Diciamo che se usiamo addirittura 1,3 kg di carne totale, ci serviranno all'incirca 4-5 ore. Ecco il nostro ragù che pipea, fa questo tipico del ragù napoletano. A me è giunto a cottura, è passata 1 ora e 3/4. Ho messo sul fuoco una pentola con i nostri 200 g di acqua, il cucchiaino di olio, il pizzico di sale, porto a bollore e inserisco a pioggia la mia farina aiutandomi con una frusta. Adesso che bolle, metto a pioggia la mia farina. Ricordate, il nostro mais è una polenta taragna, quindi all'interno ha dell'integrale. Ora giriamo. Se è precotta ci vorranno all'incirca 6-7 minuti, se invece è quella cruda ci vorranno quasi 40-50 minuti. Ecco qui, messo anche il burro, finiamo di amalgamare bene, prepariamoci una sac à poche con una bocchetta da 10 oppure con un taglio che simuli una bocchetta da 10. Ora che abbiamo messo nella sac à poche, come vedete io mi sto facendo delle strisce da cui ricaveremo poi i nostri gnocchi. Dovete farlo quando ancora è caldo. Ora prendiamo un tarocco e tagliamo i nostri gnocchetti. Ce li dividiamo. Continuiamo così tranquillamente fino a quando non li abbiamo fatti tutti. Ho preso il mio ragù, metto dentro gli gnocchi, quindi l'ho messo in una pentola, accendo e faccio leggermente insaporire, non girateli con violenza. Ci mettiamo anche un po' di formaggio grana, pecorino, quello che più vi piace, e poi impiattiamo. Ecco i nostri gnocchi di polenta pronti per essere serviti. Buon appetito a tutti!